La Pro Favara fa poker a sciacca e si avvia a concludere alla grande il campionato di eccellenza Girone A con il pensiero alle semifinali nazionali di playoff per puntare al salto di categoria ed approdare in Serie D. Un 4-1 che penalizza forse un po' troppo l'Unitas Sciacca. Le due squadre avevano giocato un primo tempo non bello, senza farsi male, forse in relazione al fatto che per entrambe il risultato era ininfluente. Nella ripresa lo Sciacca riparte con più grinta, puntando decisamente in attacco, con il chiaro intento di fare proprio l'incontro. Così il match si trasforma, si vivacizza con Sciacca e Pro Favara che danno vita a un gioco a viso aperto che porta subito lo Sciacca in vantaggio con un gol di Iraci. La Pro Favara non ci sta, mister Catalano chiede ai suoi ragazzi di alzare il ritmo. Da qui è tutto un crescendo ed il pareggio arriva al 55esimo con Vito Lupo che sfrutta un'incertezza della difesa dello Sciacca. Sciacca che riprova ad andare in avanti e al 60esimo quasi ci riesce con Fricano con un tiro angolato che consente al portiere Scuffia di mettere in mostra tutta la sua bravura. Ma è la Pro Favara a dilagare, prima con la Piana dal limite, poi con Lucarelli appena entrato, che grazie alla sua impressionante velocità si rende protagonista di numerosi contropiede, ed infine con l'ottimo Vito Lupo che realizza una doppietta e porta a 4-1 il risultato finale. Pro Favara proiettata con morale altissimo alla fase nazionale dei playoff di eccellenza che la vedrà domenica 24 maggio di fronte ad una squadra della Campania. Ma ecco le interviste di fine gara. Eh, Non era facile venire a Sciacca dopo aver raggiunto l'obiettivo delle fasi nazionali, perché sai, a volte si perdono anche le motivazioni, qualcuno ha paura di farsi male, e quindi magari qualcuno si risparmia per cercare un attimino di arrivare in quel periodo nel miglior modo possibile. Però devo dire che i ragazzi hanno avuto un approccio importante, sanno l'importanza di quello che stiamo facendo in questo periodo, perché domenica in casa abbiamo fatto una partita strepitosa, abbiamo continuato a lavorare e oggi abbiamo continuato a fare quello che bene o male facciamo sempre nella gestione della palla, nella costruzione, in tutto quello che noi facciamo durante la settimana, e devo dire che lo stanno facendo abbastanza bene. È vero che adesso noi abbiamo un mese di sosta dove magari non abbiamo più la possibilità di fare partite che magari mentalmente ti possono fare stare sempre sul pezzo, però col direttore abbiamo già parlato, stiamo organizzando 2 o 3 amichevoli importanti con squadre magari di categoria superiore, dove magari ci possiamo impegnare mentalmente a dare quel qualcosa in più per arrivare il giorno 26 in una condizione tale per affrontare la partita che è quella che a noi in questo momento interessa di più. Ma credo che abbiamo fatto un'ottima partita, non solo il secondo tempo, abbiamo avuto la parte della gara dove credo abbiamo fatto bene, abbiamo gestito anche bene la palla in un campo dove sinceramente non si può giocare un crack bene, invece i ragazzi hanno fatto tutto quello che poi avevamo lavorato, abbiamo preparato, abbiamo costruito dal basso, abbiamo cercato di mettere in difficoltà lo Sciacca che è un'ottima squadra e abbiamo avuto 2 o 3 situazioni importanti nella prima parte della gara, poi nella seconda parte della gara siamo partiti maluccio perché i primi 10 minuti anche con il modulo che lo Sciacca ha cambiato ci ha messo un attimo in difficoltà, abbiamo subito gol, però devo dire che poi i ragazzi hanno avuto una grande reazione, è una squadra che ha grande qualità, grande voglia e credo che poi la vittoria finale sia meritata. Intanto devo fare i complimenti al Favara per il campionato che ha fatto e anche per la partita di oggi. Sapevamo che incontravamo una delle squadre più forti del campionato, dopo aver fatto credo un primo tempo non buono, perché non ero contento eravamo molto contratti e non riuscivamo a esprimerci, e nel secondo tempo ce la siamo giocata diversamente e onestamente devo dire che abbiamo fatto 20 minuti, 25 minuti veramente buoni dove siamo andati in vantaggio, abbiamo avuto 2 volte la palla per poter raddoppiare e poi purtroppo, come capita spesso nelle ultime partite, non si può regalare a una squadra come il Favara 2 gol su 2 calci da fermo. Questo è il rammarico più grande, perché purtroppo vanifichi tutti i sacrifici fatti. Noi purtroppo lì davanti facevamo fatica perché abbiamo perso
abbiamo perso Niosi, abbiamo perso Baldeno, stava bene, stesso ragazzino Samuel si è allenato una volta soltanto questa settimana, quindi eravamo lì davanti, avevamo qualche problema di troppo, però ce lo siamo giocato alla grande. Dispiace perché volevamo chiudere e dare una soddisfazione al nostro pubblico, dovevamo chiudere diversamente e poi purtroppo ancora una volta abbiamo regalato un altro gol, quindi quando tu hai una squadra forte come il Favara fai questi regali è normale. Ci presentiamo con una squadra che sta recuperando tutti i giocatori che erano infortunati. Questa è la cosa più bella, è la notizia più bella che potevamo avere in questo finale di stagione. Certo, avrei preferito averli durante il campionato sempre tutti a disposizione, come ha detto il mister, perché purtroppo i cambi fanno la differenza. Quindi ci sono i pro e i contro in questa situazione, perché da un lato noi abbiamo bisogno di rifiatare, quindi per noi secondo me è un pro. Chiaramente il mister vorrebbe sempre l'alta pressione, le concentrazioni della partita di campionato, e quindi avrebbe preferito che non finisse così, però per noi invece è importante che stiamo recuperando tutti i giocatori, rientrare Tucci che già sta bene, che rientra a buon tempo che oggi non c'era, insomma vediamo che cosa succede.